Per guida ai campionati siamo con Mister Fedato. Mister, 2-1 la vittoria di oggi sul Favaro Marcon, ma quanto dura è stata a vincere? Sì, lo sapevamo che era una partita difficile, la squadra la conoscevamo, 2 anni fa è l'unica squadra che ci ha battuto qua in casa e quindi ci aspettavamo una partita difficile e così è stato. Purtroppo siamo andati sotto su rigore, meritato, anche se devo dire che avevamo preso un palo prima, avevamo costruito anche qualche bella azione e poi loro si sono un po' chiusi e raddrizzarla ci è voluta tanta fame e l'abbiamo avuta, però un po' di fortuna e l'abbiamo portata a casa, sono contento. Prima che iniziasse la partita ha caricato i suoi ragazzi molto. Quanto è servito dopo la batosta, diciamo, di Coppa che hanno giocato contro il Treviso? Ma purtroppo la Coppa, io devo dire, non ha inciso più di tanto perché i ragazzi, quei 2 o 3 che avevo in prima squadra, ho cercato di riposarli, di farli riposare un po', infatti li ho fatti entrare a partita in corso. Serviva una carica emotiva fortissima perché lo sappiamo, magari tecnicamente non troviamo squadre che ci mettono sotto, però c'è tanto agonismo e se non riusciamo ad averlo anche noi, purtroppo tante volte la tecnica si soffre l'agonismo sfrenato che c'è in questo campionato, insomma. Quarta vittoria consecutiva, direi che il trend è più che positivo. Sì, ti dico, noi qua in casa ci teniamo ad avere appunto un ruolino di marcia positivo e quindi anche quella è una cosa che ci dà forza, che ci deve dar forza e abbiamo effettivamente trovato la quarta vittoria che ci fa lavorare con fiducia, che ci fa andare avanti, insomma, tranquillamente. Ringraziamo Mister Fedato. Prego.